Salve a tutti, vediamo la tecnica su come trovare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo di polinomi. Lo faremo in modo simile a come si fa con i numeri. Allora abbiamo qua x alla quarta meno 16, scomponiamolo in fattori, a differenza di due quadrati, quindi qui abbiamo x al quadrato meno 4 per x al quadrato più 4. Adesso stiamo attenti che questo si può scomporre ancora, x al quadrato meno 4, mentre questo qui non si può, è la somma di due quadrati. Allora x al quadrato meno 4 è x meno 2 per x più 2 e poi dobbiamo ricopiare x al quadrato più 4. Scomponiamo x alla terza meno 8, differenza di due cubi, x alla terza meno 2 alla terza. Allora si fa così, x meno 2 e tra parentesi il quadrato di questo, del primo, poi si cambia il segno, più x per 2 2x e più il quadrato del secondo. Ok, abbiamo scomposto i due polinomi e adesso per il massimo comune divisore, per il divisore si prendono solo i fattori comuni. Vediamo che guardiamo qui i fattori, quelli comuni ad entrambi, c'è solo x meno 2. E guardiamo le potenze, beh qui x meno 2 è la prima, qui è la prima, quindi rimane così, x meno 2. Per il massimo comune divisore, per il minimo comune multiplo, scusate, dobbiamo mettere tutti i fattori, senza ripetizioni. Allora dobbiamo mettere, guardiamo qua un po' quali sono, mettiamo x meno 2, x più 2, x al quadrato più 4, poi questo x al quadrato più 2x più 4. Tutti questi fattori sono, tutte queste parentesi sono alla prima potenza, quindi non mettiamo nessuna potenza qui. Ok, li abbiamo trovati. Adesso facciamo altri esempi. Allora, qua mettiamo 2x al quadrato meno 20x più 50, 4x al quadrato meno 100. E qui la stessa cosa. Ok, scomponiamo 2x al quadrato meno 20x più 50. Come sempre, quando facciamo la fattorizzazione, se si può, si raccoglie un termine, si raccoglie ciò che si può raccogliere. Qui vediamo che si può raccogliere 2. Ok, 2 che moltiplica x al quadrato meno 10x più 25, e adesso questa parentesi è il quadrato di un binomio. Qui abbiamo x al quadrato, qui abbiamo 5 al quadrato, allora il 2 lo ricopiamo, qui abbiamo il meno nel termine intermedio, quindi x meno 5 al quadrato. Se vogliamo controllare il termine intermedio sarebbe 2 per x per 5, 10x, è giusto. Scomponiamo 4x al quadrato meno 100, sempre raccogliamo un fattore comune se si può, qui raccogliamo 4 che moltiplica x al quadrato meno 25, questa differenza di due quadrati, quindi 4 che moltiplica, ah sì, questo 4 adesso scriviamolo come 2 al quadrato, facciamo la scomposizione anche del fattore.
Allora, x meno 5 per x più 5. Scomponiamo anche i fattori numerici per aiutarci poi. Ok, adesso per il massimo comune divisore dobbiamo mettere i fattori, solo i fattori comuni. Qui abbiamo 2, 2 è comune e anche x meno 5. Allora, qui abbiamo 2, qui 2 al quadrato, dobbiamo scegliere la potenza più bassa, 2. Qui abbiamo x meno 5 al quadrato, qui x meno 5, scegliamo x meno 5 alla prima. Abbiamo trovato il massimo comune divisore. Il minimo comune multiplo dobbiamo mettere tutti i fattori. Abbiamo 2, x meno 5, x più 5. Adesso guardiamo le potenze. 2, 2, 2 alla prima, 2 al quadrato, dobbiamo mettere 2 al quadrato. X meno 5 al quadrato, x meno 5 alla prima, dobbiamo mettere x meno 5 al quadrato. X più 5 è solo alla prima potenza, lo lasciamo così. Quindi abbiamo trovato anche qua. Facciamo un ultimo esempio. (3x al quadrato più 15x più 18 e 9x al quadrato meno 81. Lo ricopio. Ok, scomponiamo 3x al quadrato più 15x più 18. Come sempre raccogliamo, qui si può raccogliere 3 che moltiplica x al quadrato più 5x più 6. Qua dobbiamo fare la scomposizione del trinomio, ricordandoci che dobbiamo trovare a e b, in modo che a per b mi dà 6 e a più b mi dà 5. Però in questo caso è facile farla a memoria, farla a mente. Sono 2 e 3 i numeri che cerchiamo. 2 per 3 6, 2 più 3 fa 5. Quindi questo si scompone come, allora, il 3 dobbiamo ricopiarlo, x più 2 per x più 3, perché abbiamo trovato che a e b sono 2 e 3. Quindi qui abbiamo scomposto questo. Adesso 9x al quadrato meno 81, come sempre se si può raccogliamo 9 che moltiplica x al quadrato meno 9 e adesso anche il fattore numerico lo scriviamo come scomposto, quindi 9 3 al quadrato, qui x al quadrato meno 9 è x meno 3 per x più 3. Va bene, allora adesso massimo comune divisore, solo i termini, solo i fattori comuni, 3, x più 3. Qui abbiamo 3 alla seconda, mettiamo 3, se potenza più bassa è x più 3 è sempre alla prima potenza e basta. Ok, per il minimo comune multiplo dobbiamo mettere tutti i fattori, dobbiamo mettere 3, x più 2, x più 3, x meno 3. E adesso 3 alla seconda, mettiamo 3 alla seconda. Poi questi altri fattori sono tutti alla prima, quindi lasciamo così. Ok, da notare che per il massimo comune divisore, se non abbiamo nessun fattore in comune, in un altro esempio, cosa mettiamo? Mettiamo 1, perché 1 è il divisore di qualsiasi cosa. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.